Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. In un mese è andata bruciata la superficie che è stata bruciata nell'anno 2016, quindi siamo di fronte a un'emergenza incredibile, il fuoco continua a far paura in provincia di Cosenza, la situazione più preoccupante è quella di Fagnano Castello. Vediamo. Continua il lavoro dell'unità di crisi coordinata dal prefetto Tomao, attiva da ieri pomeriggio nella prefettura di Cosenza per la gestione dell'emergenza incendi. La situazione anche oggi è difficile su tutto il territorio provinciale. Si continua a lavorare, ma a quanto pare per il momento la situazione è sotto controllo. I vigili del fuoco hanno eseguito numerosissimi interventi, stamattina risultano ancora attivi oltre 60 incendi che però sono sotto controllo. Abbiamo avuto anche l'opportunità di fare delle azioni mirate per quanto riguarda lo spegnimento degli incendi, indirizzandoci ovviamente secondo una scala di priorità che vede prima la tutela dell'incolumità delle persone, poi quella delle abitazioni, e quindi abbiamo tenuto conto anche di situazioni in cui c'erano problemi per animali degli allevamenti, poiché avevamo problemi di incolumità delle persone e a rischio anche la vita delle persone. Ho chiesto ed ottenuto la collaborazione dell'esercito. Il primo reggimento bersaglieri ha messo a disposizione alcune squadre che sono tuttora all'opera insieme con i Vigili del Fuoco, Calabria Verde, e abbiamo avuto anche il supporto della Protezione Civile regionale. Non ci sono dunque zone scoperte, anche se si fa fatica a rispondere a tutte le richieste di intervento. Le fiamme continuano a distruggere boschi, macchia mediterranea, a lambire abitazioni. Come a Fagnano, vedete, nel centro della Valle dell'Esaro, paura tra gli abitanti. Nella notte gli incendi hanno minacciato le case. Difficili le operazioni di spegnimento a causa del vento e delle temperature che alimentano il fronte del fuoco. Incendi anche nel territorio del comune di Rovito, a San Fili, Roggiano Gravina, interi borghi circondati dalle fiamme. Il fumo denso rende l'aria irrespirabile. Tutte le squadre dei Vigili del Fuoco anche oggi sono al lavoro, senza sosta, per un'altra giornata difficile, con vasti incendi che continuano a divampare in tutta la Calabria. E c'è anche una vittima nel Vibonese, a Cessaniti. Un 68enne ha perso la vita mentre tentava di spegnere un rogo in un uliveto di sua proprietà.